La rottura di un collettore alla condotta provoca problemi nel sistema di depurazione delle acque nell'impianto di Contrada Esachimento. La segnalazione giunge dal consigliere comunale Giovanni Bernardo, sollecitato a sua volta dai cittadini che, avendo notato da diversi giorni il problema, si sono rivolti all'esponente di Aula Falcone Borsellino. Non è che è un problema nuovo, qua noi i problemi li abbiamo minuto per minuto. Le ordinarie amministrazioni non funzionano. Stamattina alle 8 mi hanno telefonato molte persone che l'odore che abbiamo, la fragranza che noi abbiamo a Favara, il sindaco ce lo regala e noi non lo sappiamo apprezzare. Dice che cosa voglio parlare? Voglio parlare semplicemente che abbiamo un depuratore a Favara che non funziona niente completamente. Dovrebbe entrare cattina e uscire acqua. Invece che cosa succede? Entra cattina ed esce merda. Questa è la situazione che abbiamo a Favara. Paghiamo una bella sommetta annua ai Girgenti Acqua per il servizio e automaticamente non funziona sempre. Sicile TV mi risulta che ha fatto tante riprese a questa situazione, però nessuno ne parla. Oggi io mi trovo costretto ad essere qua, ringraziando la TV locale di Favara, Sicilia TV, che purtroppo è un problema che appartiene a tutti i favaresi. E tutti i favaresi sicuramente pagano la bolletta, una bella sommetta annua, si parla di 70 euro, di 80 euro, 60 euro, dipende com'è la situazione, la somma che si paga. Allora che cosa succede? Succede che il sindaco giustamente se ne va a testa tranquilla, quando ci sono queste cose, vedi tu quello che è successo ai cimiteri, se ne va 10 giorni, ritorna, poi se ne va di nuovo, lascia tutto allo sbando. Noi siamo i favaresi, siamo oggi qua, mani a nudo. Secondo la società Girgenti Acque SPA, contattata dalla nostra redazione, il fatto si sarebbe verificato dopo il franare del terreno che avrebbe in qualche modo rotto il collettore. La società di Viale Mediterraneo assicura tempi brevi nella risoluzione del problema. Entro oggi il guasto verrà riparato, hanno detto. I problemi relativi al depuratore di Favara non sono una novità per i cittadini che regolarmente pagano in bolletta un canone specifico. Come ricorderete, nel 2011 un apposito comitato civico chiedeva a Girgenti Acque, mediante una petizione popolare, lo sgravio in bolletta del canone di depurazione perché non funzionante. Rotture a parte, le acque dello scarico terminale che vengono immesse nel vallone Favara, a vedere dalle immagini, non sembrerebbero del tutto salubri. Proprio per questo sarebbe opportuno che le autorità competenti in materia provvedessero a eseguire in zona delle apposite analisi e verificare i valori dei liquidi in entrata e uscita.